Molte volte noi ci perdiamo e ci sfugge la vita, no? È pazzesco che molte volte non riusciamo a gestire le priorità, no? Molte volte ci perdiamo guardando gli altri. Gesù Cristo dice nel Vangelo di questa domenica: non siate come gli scribi che cercano i primi posti, ma quante volte anche noi desideriamo essere considerati, visti, amati e perdiamo di vista che cosa? Il vero amore, che è Cristo. Infatti lui si siede davanti al tempio, lui che è il vero tempio, e vede una vedova che getta 2 monete. La vedova è l'immagine di noi tutti, che abbiamo perso il nostro marito, che abbiamo perso il nostro primo amore. Almeno io molte volte ho perso l'amore della mia vita, lo perdo continuamente. E per questo oggi Cristo mi chiama, lui si mette davanti al tempio e mi dice: getta in me le tue sicurezze, quelle 2 monete. Getti in me le tue povertà, perché è quello che hai. Getti in me il poco che ti resta e sperimenterai che io sono lo sposo che ti sposa. Io sono il tempio che riempie il tuo vuoto. Io sono colui che può dare vita alle tue morti. Ed è bellissimo. È lui il vero sposo che ti aspetta seduto oggi per indicarti la via verso lui stesso. Buona domenica a tutti.